Telespettatori e telespettatrici di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi è lunedì 14 di agosto, staremo insieme come sempre fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti in questa calda vigilia di Ferragosto. In primo piano quest'oggi avremo la cronaca, perché purtroppo nella nostra regione dobbiamo registrare altri due gravi incidenti stradali che si sono verificati, uno a Cittadella nel quale ha perso la vita un militare americano, l'altro invece nel Vicentino dove una donna in bicicletta è stata investita ed è morta. E poi avremo ancora la cronaca dal Trevigiano con l'episodio che si è verificato a Motta di Livenza, un tentativo di furto dove un giovane che ha sorpreso il ladro che stava per entrare in casa è stato poi aggredito e picchiato da quest'ultimo. Tra poco dovremo avere in collegamento appunto da Motta di Livenza la nostra Daniela Sizia. Ci sono poi anche molti altri temi legati a questa vigilia di Ferragosto, in particolare il traffico che è particolarmente sostenuto anche nella giornata di oggi verso tutte le principali località di vacanza. Ma il primo servizio che vi proponiamo ora è quello relativo all'ennesimo litigio sulla strada che poteva finire in tragedia, ed è quello che si è verificato a Castelfranco, dove un 24enne è stato investito da un automobilista in fuga. Ora è caccia all'uomo, un episodio sul quale indagano i carabinieri. Investito da un automobilista con il quale aveva appena avuto una discussione per futili motivi legati ad una questione stradale. Vittima un 24enne di Castelfranco, soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni alle gambe, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle 4:40 in via Pagnana a Castelfranco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il 24enne si trovava a bordo di un'auto insieme a due amici quando è sopraggiunta da dietro la seconda vettura, che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza dall'auto dei ragazzi. A quel punto i tre hanno fermato la macchina e sono scesi sferrando un pugno contro il vetro del mezzo, mandandolo in frantumi. Di fronte a quel gesto l'uomo al volante, forse spaventato, ha ingranato la marcia per allontanarsi, investendo però il 24enne, lasciandolo a terra ferito. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri ora al lavoro per identificare l'automobilista responsabile dell'investimento e per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. Ed ora andiamo a Motta di Livenza, dove abbiamo in collegamento la collega Daniela Sizia per questo episodio che vi riferivamo poco fa, di un giovane che è stato aggredito molto probabilmente da un ladro che stava per entrare nella sua abitazione. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, noi ci troviamo qui a Motta di Livenza, in via Riva Livenza, e sono proprio con il giovane di 22 anni, Andrea Strapazzone, che è stato aggredito mentre stava rientrando a casa la notte, intorno a mezzanotte. Cosa è successo, Andrea? Buongiorno a tutti. Io stavo rientrando dopo essere stato via con dei miei amici e purtroppo sfortunatamente nella mia abitazione si trovava qualcuno e io, cercando di aprire il portone di casa, sono stato aggredito alle spalle da non so se 1 o 2 persone, che mi ha fatto dei tagli sul braccio e sull'addome e mi ha tirato qualche pugno nella schiena. E prontamente poi sono arrivati i miei genitori, perché per fortuna erano a casa, e poi abbiamo chiamato i carabinieri e siamo andati in ospedale. Ecco, quanta paura, fra l'altro ti è arrivato proprio alle spalle, quindi ancor più, insomma, adesso c'è paura di rientrare? È stata la paura all'inizio sicuramente, perché sei nella tua abitazione e dici queste cose non dovrebbero accadere. Poi sono arrivato a casa, avevo visto i miei genitori entrando dal cancello, ho detto bene, sono a casa, quindi sono tranquillo e non mi sarei mai aspettato che ci fosse qualcuno. C'è stata la paura all'inizio, sì, la prima nottata, perché penso anche sia normale. Ho la fortuna che ci sono tante persone che mi stanno vicino e mi dicono stai tranquillo e tutto.
Sì, adesso però sicuramente la sera si sta sempre con un occhio di riguardo in più adesso. Tra l'altro tu dicevi è andata anche bene, poteva andare molto peggio perché poteva accadere qualcosa ai tuoi genitori. Sì, poteva sia accadere qualcosa a me se non fossero stati a casa i miei genitori, che magari dico non arrivavo a mezzanotte e mezza, mezzanotte e 20, arrivavo più tardi, loro stavano dormendo, lui entrava, magari non succedeva nulla, prendeva, faceva il furto che doveva fare, andava via, ma magari poteva anche succedere qualcosa di peggio. Ecco, noi prima abbiamo sentito anche tua cugina che è spaventatissima, ci diceva insomma rientrare per me adesso diventa difficile perché ho paura, accendo tutto, sono cose che non dovrebbero davvero succedere. Sì, sono cose che non dovrebbero succedere, però purtroppo stanno succedendo, continueranno a succedere perché sono sicuro di questa cosa. L'unica cosa che sento di dire sia a mia cugina che a tutti gli altri è sì, si sta tranquilli, però non bisogna neanche star là a pensarci più di tanto, in senso purtroppo sono cose che succedono, si starà più attenti, però bisogna andare avanti perché sennò è solo un incipit perché la gente continua a fare queste cose. Ecco, tu dicevi ti ha colpito alla schiena, ti ha colpito con qualcosa, sicuramente un punteruolo, qualcosa al braccio e così, senza nemmeno parlare, fra l'altro. Sì, non ha detto nulla, non ho visto nulla né quando è arrivato né quando è andato via, non so neanche se fossero uno o se fossero due persone, e mi ha preso proprio la sprovvista. E poi sono fuggiti probabilmente dal campo. Sì, perché purtroppo essendoci campi attorno alla casa magari sono sfuggiti, come sono arrivati da là potevano essere sfuggiti anche dai campi. Poi purtroppo la strada non è illuminata fino all'argine, fino alla salita, perché si ferma sulle case prima e dato che c'è anche tanta gente che passa non si sa mai. Ovviamente se arrivano dai campi le luci fanno poco, però sicuramente sarebbe un deterrente anche per queste cose. Dunque Marta, hai sentito, possiamo anche sentire le parole proprio della cugina che abbiamo raccolto poco fa, che è davvero impaurita, terrorizzata, era preoccupata soprattutto ovviamente per il cugino, perché insomma ha saputo di quello che gli era accaduto il giorno dopo e abita proprio nella casa accanto, quindi sentiamo le sue parole. Poi Marta, qui da Motta è davvero tutto, ti restituisco poi la linea. Non lo so, perché non si può più stare sicuri neanche a casa propria, quindi non saprei cosa dire. Stasera hai paura? Sì, perché soprattutto se non era neanche tardissimo, era mezzanotte 20, cioè molto spesso magari rientriamo noi giovani a casa anche più tardi, però una cosa del genere, non so. Quando rientri adesso che cosa fai prima di scendere dall'auto? Sicuramente mi guardo tantissime volte, accendo tutte le luci e soprattutto i miei stanno sempre svegli adesso perché comunque con una situazione del genere che è appena successa si stanno in pensiero. Questa è una strada buia, non c'è illuminazione, quindi per questo è anche più pericolosa. Sì, perché anche di sera molte persone vengono a camminare, soprattutto d'estate, e quindi anche con la macchina non si vedono, non hanno nessun segno per distinguerli e quindi molto spesso si rischia anche di, non so, investirli, fare incidenti perché comunque questa strada è molto conosciuta e sono circa 5 km perché poi si congiunge con la pista ciclabile e è abbastanza così. Fra l'altro con quello che è successo a tuo cugino c'è anche più paura adesso. Sì, molta perché io immagino, io non ero a casa, però se succedeva a me che sono una femmina io non so veramente cosa avrei fatto. E quando ti hanno detto quello che è successo a tuo cugino, che cosa hai pensato subito? No, ci sono un po' rimaste perché io ero via e me l'hanno detto il giorno dopo per non farmi stare in ansia, però non so. Tuo cugino intanto come sta anche moralmente oltre che fisicamente? Lo vedi che è molto provato, infatti non so come la prenderà, però adesso si sta pian piano migliorando, però non so. Ecco, dunque grazie quindi a Daniela Sizia con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta per gli aggiornamenti su questo episodio che si è verificato nella notte a Motta di Livenza. E dicevamo in apertura degli incidenti stradali, purtroppo ne dobbiamo registrare 2 mortali sulle strade della nostra regione, nel Padovano intorno all'1 della scorsa notte lungo la Postumia. 2 auto si sono scontrate frontalmente, il bilancio è di un morto ed un ferito.
Un tragico frontale sul rettilineo che attraversa la provincia di Treviso per arrivare a Cittadella. Ancora un incidente mortale lungo la Postumia, la statale 53 questa notte. 2 auto, una Mercedes, una Ford Fiesta, si sono scontrate. L'impatto, forse a causa della velocità, è stato tremendo. Prima lo scontro, la Mercedes che carambola e la Fiesta che finisce nel fossato, accanto inabissata per 50 centimetri. I primi a trovare le 2 auto sono gli operatori del 118 di un'ambulanza della Croce Rossa che era di passaggio. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e Padova con l'autogru. Hanno estratto il conducente della Mercedes che è stato preso in cura e stabilizzato per essere trasferito in ospedale, mentre il conducente della Ford, finita in acqua, era già deceduto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. A perdere la vita un giovane di soli 31 anni, un sergente americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. L'automobilista ferito non è in gravi condizioni, è un uomo di 47 anni di Cittadella. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, sul posto c'erano i carabinieri di Padova. E l'altra tragedia si è verificata sempre nella notte in provincia di Vicenza, a Montecchio Maggiore, dove ha perso la vita una donna di 68 anni che è stata investita in una rotonda mentre era in bicicletta. Sentiamo. Montecchio Maggiore. Si chiamava Maria Teresa Albiero, la donna che in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate. L'impatto è accaduto ieri sera verso le 21:30 nei pressi della rotatoria del Polisportivo tra via Zanato e via Trozzi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, eseguita dai carabinieri di Valdagno intervenuti per i rilievi, un'auto condotta da un uomo di 30 anni avrebbe tamponato la ciclista in prossimità di uno degli svincoli della rotatoria. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM. I medici, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato il corpo della donna e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove poi è deceduta. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale. Su di lui sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico con cui si era messo alla guida. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione delle autorità giudiziarie. E torniamo in provincia di Treviso con il giallo sulla morte del ristoratore Maurizio Bassetto di Cimadolmo. Oggi verrà conferito l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia dalla quale si spera arrivino delle risposte sulla tragedia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di quanto accaduto. Intanto chi conosce Maurizio Bassetto non crede all'ipotesi del gesto estremo. Lei che cosa pensa dell'ipotesi del gesto estremo? Personalmente no, era pieno di vita, no, questo sicuramente no. Non so, ripeto, sarà la giustizia a fare luce su questo, però personalmente non credo in questa versione. Graziano Dall'Acqua, presidente del consorzio Proloco Piave Montello, conosceva da una vita Maurizio Bassetto e non crede all'ipotesi del gesto estremo dietro alla morte del ristoratore ottantenne di Cimadolmo, ritrovato senza vita all'alba di ieri nella concimaia a poche decine di metri dal locale, in avanzato stato di decomposizione. Un dettaglio questo che, spiega Dall'Acqua, fa ancora più male. Personalmente fa male 2 volte perché mi sembra strano che nessuno sia andato a trovarlo prima. Dall'Acqua spera che venga fatta quanto prima luce sulla morte dell'amico perché possa trovare pace. Le indagini dei carabinieri continuano, non è ancora stata fissata la data dell'autopsia che potrà dare risposte agli interrogativi ancora aperti. Quando il corpo di Bassetto è stato recuperato, addosso gli sono stati trovati un coltello e un rasoio compatibili con le ferite riscontrate ad un primo esame dal medico legale e che, stando all'ipotesi iniziale, potrebbe essersi inferto da solo. Nessuna pista però al momento viene esclusa, dal suicidio alla morte violenta. Stamattina sul luogo della tragedia regna un silenzio surreale, non ci sono fiori, solo il nastro posto dagli investigatori. Nel piazzale del ristorante compaiono i pavoni di Maurizio, si muovono come a cercare chi non potrà più tornare. Dall'Acqua ricorda con grande emozione il Maurizio imprenditore, amico, impegnato nel volontariato. Nel 1990 era iniziata la loro collaborazione nell'organizzazione di eventi. Un grande. Un cuore così non si trova più.
oltre ad essere un pioniere su tutta la sua attività e la lungimiranza che aveva nelle attività, un cuore, un aiuto così per quanto riguarda le manifestazioni e darti una mano, difficilmente si trova un'altra persona così. L'ultima volta che si erano visti un mese fa, quando dall'Acqua era stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Mi ha detto vieni qua, senza sapere il perché, e mi ha detto dobbiamo brindare e per brindare dobbiamo vederci, e così è stato fatto, insomma. Scusate sempre i miei sbuffi, ma l'emozione è forte quando parliamo di Maurizio, e comunque, ripeto, un pioniere per quanto riguarda l'imprenditoria e un grande per quanto riguarda il cuore e l'animo anche per il volontariato. Restiamo a Treviso, tensioni alla casa circondariale di Santabona. Il sindacato di polizia penitenziaria ha denunciato una situazione sempre più critica all'interno dell'istituto penitenziario, dove nell'ultima settimana si sono verificati 2 distinti episodi di violenza. Nel primo un detenuto tossicodipendente ha dato in escandescenza in infermeria, mettendo a soqquadro l'intera stanza, per poi creare scompiglio anche al primo piano, dichiarando di avere ingerito del vetro. Nel secondo episodio un altro detenuto ha sferrato 2 pugni in volto ad un collega mentre lo stavano accompagnando ad un momento di socialità. Chiediamo, scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del SAPE, l'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno, continua, dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o comunque di un altro strumento utile a difendersi dalla violenza. Andiamo ora a Venezia, dove abbiamo in collegamento Anna Maria Parisi per parlarci della notte brava di un gruppo di ragazzi a bordo di un barchino che sono finiti in acqua. Poteva andare davvero molto peggio. Buongiorno Anna Maria, a te. Contusioni ed ecchimosi di varia natura per i 7 veneziani che la notte di sabato sera si sono ribaltati a bordo del barchino che si trovava nei pressi del stallo di Rialto poco prima della mezzanotte. Un fatto questo che è stato postato in diretta dagli stessi e che a sua volta nella diretta aveva postato in diretta anche il consigliere di municipalità veneziano Marino Marin. Sì. Lei adesso il video l'ha rimosso perché c'erano nomi? C'erano dei nomi che forse non riguardavano neanche i suddetti che erano in barca, erano gente che commentava, allora l'ho rimosso per che non ci siano questioni di privacy. Però noi ce l'abbiamo il video, ecco, poi dopo lo elaboriamo togliendo questi nomi e cognomi. Certo. Il fatto che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza che i ragazzi erano particolarmente esuberanti perché alticci, penso ubriachi. Di sì, ecco. Penso proprio di sì, sabato sera. Ecco, e questo barchino però si è ribaltato, tra l'altro invitavano, come si vede dal video, anche di salire a bordo alcune ragazze che erano all'imbarcadero. Sì, erano all'imbarcadero e la barca era sovraccarica ed è bastata una leggera virata che la barca si è capovolta. Fortunatamente, diciamo, non ci sono state gravi conseguenze né per la barca e neanche per gli avventori. Sì, esatto. Allora, questa Venezia che non è Disneyland né Gardaland, ecco, non vale non soltanto per i turisti che vediamo prendono, si gettano dal ponte per fare tuffi, ma tra l'altro schivando per un caso fortuito anche la gondola che si trova sotto di loro, ma anche per i residenti. Sì, purtroppo sì, diciamo una volta si cominciava dalla barca a remi, dopo si andava alla barca a motore e dopo si guidavano i motori più grossi. Adesso i ragazzi giovanissimi, anche minorenni, hanno subito dei bolidi leggerissimi con motori grossi al limite della portata e tanti non sanno amministrarli. Ecco, il problema poi qual è? Cioè, il problema del problema è il fatto che tantissimi adolescenti per divertirsi cercano lo sballo. Vediamo che a 14-15 anni insomma hanno la possibilità, soprattutto qui a Venezia dove si portano da casa le bibite alcoliche, di insomma
Sì, per i minorenni. Potersi sballare in questo modo. Sì, per i minorenni però ci dovrebbe essere un patentino, cioè nell'articolo 36 del regolamento della navigazione della città metropolitana dovrebbero fare un corso su un'autoscuola oppure deve essere fatta da un ente pubblico. Ecco, noi siamo contenti del fatto che fortunatamente non ci siano state ripercussioni gravi in seguito a questo ribaltamento del barchino che poteva averne, avrebbe potuto averne, però resta un fatto che c'è comunque da monitorare la situazione qui a Venezia città. Sicuramente, però d'altronde le forze dell'ordine non possono essere dappertutto e sono anche in un numero ridotto e devono presidiare tutta la città, tra i bar e le barche, sono pochi, secondo me sono pochi, dovrebbero essere assunti altri agenti di polizia municipale. Ecco, che tra l'altro ne sono già stati assunti oltre una quarantina, ci diceva nei giorni scorsi l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce del Comune di Venezia, ma agendo preventivamente qui forse non è questione di avere tanti uomini in città tra le calli come in acqua, in laguna, ma quanto agire sul fronte della prevenzione, cioè con i soldi, con le multe. Anche la sanzione può essere un deterrente per incentivare il venir meno a queste situazioni. Però se questi ragazzi che sono minorenni hanno barchi da 15.000 euro, non so se neanche quello osserva, perché hanno i genitori che sponsorizzano. Ecco, detto questo, con questa riflessione che è una riflessione aperta, una sorta di interrogativo, cioè come agire sul fronte della prevenzione, ringraziamo il nostro ospite Marino Marini, consigliere della Municipalità di Venezia, e la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Noi proseguiamo con la cronaca che ci porta nel Padovano, perché i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Montecchia a Selvazzano per soccorrere un'anziana che era uscita fuori strada andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo aver estratto la donna dalle lamiere della sua auto, i pompieri l'hanno affidata alle cure del personale sanitario per il successivo trasporto all'ospedale. L'intervento è terminato intorno alle 23, ma una raffica di incidenti stradali si è verificata anche ieri in provincia di Belluno, con un super lavoro per le squadre di emergenza del SUEM 118, dei vigili del fuoco e naturalmente delle forze dell'ordine. Sentiamo. Dalle 8 fino a qualche minuto prima della mezzanotte, senza soluzione di continuità. È stata una domenica contrassegnata da incidenti stradali, quella di ieri, iniziata ad Anzù di Feltre, dove un giovane di 19 anni della provincia di Trento ha riportato ferite e traumi di media gravità. 4 ore più tardi, sul ponte Cadore, in uno scontro sono rimasti feriti un 60enne e un 20enne, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore. A Erto, Falco 2 è atterrato per recuperare un motociclista di 55 anni della provincia di Bergamo, mentre nel pomeriggio è stata l'ambulanza di Auronzo a soccorrere un 60enne di Martignacco, in provincia di Udine, ferito in un incidente che non ha coinvolto altre persone. Alle 16:30, all'altezza dell'oratoria di Marisiga, alle porte di Belluno, uno scontro auto-moto ha causato il ferimento di 2 persone soccorse dall'ambulanza di Belluno e trasportate al pronto soccorso del San Martino con traumi di media gravità. Alle 17:20, sempre in città, un ciclista di 56 anni è stato investito nel quartiere di Cavarzano. A Marziai, alle 18:30, l'ambulanza di Feltre ha recuperato 2 feriti della provincia di Padova, entrambi entrati al pronto soccorso con ferite classificate codice 2. Poco meno di mezz'ora alla mezzanotte un incidente d'auto ha causato il ferimento di un 47enne di Sedico che ha riportato un trauma grave e per questo ricoverato all'ospedale di Belluno. E traffico intenso verso la montagna anche oggi e le previsioni lo danno anche per la giornata di domani. Ci colleghiamo quindi con Fabio Fioravanti, che è con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Grazie per la linea, siamo a Ponte nelle Alpi col presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, per parlare di questo
weekend che si dice purtroppo sia da bollino nero per quanto riguarda il traffico. Sì, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, nel senso che traffico significa che la gente ancora è pronta ad invadere le nostre montagne e trascorrere diverse giornate proprio da noi, e questo è sicuramente positivo. È chiaro che poi bisogna fare i conti con le nostre strade. Purtroppo le varianti, quelle pre-mondiali, non sono ancora pronte, sono comunque per fortuna partite, e mi auguro che nel 2024 potremo vedere la partenza delle altre varianti, in particolare quella di Longarone. Tra l'altro ci chiedo proprio se si va a Longarone da queste parti, vada pure avanti signora. Longarone, lei è anche il sindaco appunto di Longarone, dove la signora deve andare. I lavori, perché lì è un imbuto in un certo senso proprio per chi viaggia. Ma siamo nella fase, diciamo così, autorizzativa avanzata. Io mi auguro veramente che entro l'anno si possa chiudere la progettazione esecutiva e a quel punto là appaltare l'opera per vedere un po' la posa della prima pietra tra la primavera e l'estate del 2024. Dopodiché mi auguro che almeno una parte possa essere realizzata per le Olimpiadi, quella che dall'uscita autostradale raggiunge la zona industriale di Longarone. Mi rendo conto che può essere un sogno, ma insomma intanto sogniamo. Tra l'altro già venerdì a Cortina c'erano 5 km per arrivare. La perla delle Dolomiti, con una strada però che oggettivamente è inadeguata per quella che è la vita turistica di un luogo così ambito. Ma non è che dobbiamo sempre parlare negativamente solo del nostro. Io penso che tutte le belle località, sia di montagna che di mare, per raggiungerle in periodi come questi sono invase dalle macchine, quindi tutti devono fare un po' di coda, un po' di sacrificio. Anche sull'Isert, per dire che va verso Trieste e la Croazia, ci sono chilometri e chilometri di coda. È chiaro che quando hai un numero di macchine con una portata delle infrastrutture che è insufficiente, è chiaro che si formano le code. Noi intanto cerchiamo di lavorare per migliorare la situazione attuale. Mi rendo conto che i tempi sono sempre molto lunghi in questo paese, però intanto abbiamo progettazione, risorse già messe a disposizione, c'è da pazientare ancora un po' di tempo. Come diceva prima, purtroppo il traffico, per fortuna per gli operatori turistici, si dice però Federalberghi parla di un 40% di italiani che in pratica non andrà in ferie. Per quanto riguarda le strutture alberghiere della provincia, è una buona stagione questa estate 2023? Ma sicuramente è buona. Ieri sono stato a Cortina, però quando vedi chiuso il Cristallo e il Miramonte sicuramente questo significa anche numeri inferiori di presenze, e quindi non è anche questo un aspetto da sottovalutare. Io devo dire che complessivamente dal mio osservatorio la situazione è abbastanza in linea con quelle che erano le aspettative e quelle che sono un po' i numeri anche dello scorso anno. Poi tireremo le somme a fine estate e lì vedremo un po' cosa c'è stato. Un problema sicuramente che le nostre strutture ricettive hanno pagato e stanno pagando è la mancanza di personale. Questo è un tema che dovremmo cercare di affrontare al più presto, perché non possiamo permettere appunto a strutture di rimanere chiuse perché non c'è il personale. Gianni Minà diceva il bello della diretta, gente che si ferma e vedo la telecamera e chiede da che parte andare a Longarone, telefoni che suonano. Grazie per la linea, è tutto, a voi studio. Grazie a Fabio Fioravanzi e al presidente della provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrin per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Grande afflusso dunque verso la montagna bellunese, riparte il turismo dopo un luglio funestato dal maltempo anche sull'altopiano di Asiago. Vediamo. Cresce il turismo in altopiano nonostante le mattane del clima e le difficoltà economiche di molte famiglie. Lo confermano i dati arrivati nei giorni scorsi ai sindaci del territorio. Nei primi 5 mesi la statistica diramata da Confcommercio ha parlato di un più 17,6% di arrivi sull'altopiano, che non vuol dire presenze, ma comunque è un dato significativo, perché l'altopiano è stato apprezzato ancora una volta in quest'anno. Speriamo di poter continuare a settembre, ottobre e anche per la stagione invernale, e quindi recuperare quel qualcosa che abbiamo perso nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio per il maltempo. Proprio in queste ore, che rappresentano l'inizio del grande ponte di Ferragosto, si è visto un flusso di turisti decisamente superiore alla media del periodo immediatamente precedente, reso più complicato dalle varie ondate di maltempo che si sono abbattute anche sulle terre alte vicentine. Abbiamo cominciato a rivedere il classico flusso stagionale estivo, in questo caso a Gallio e su tutto l'altopiano. Chiaramente oggi quest'anno la stagione è iniziata un po' implacabile per il maltempo, ma speriamo di poterci rifare in questo mese di agosto e magari
puntando anche a un bel tempo anche per settembre, perché no? Quindi noi rimaniamo sempre fiduciosi ed ottimisti. La parola d'ordine degli ultimi anni è stata destagionalizzare, ovvero creare un turismo in grado di coprire le varie fasi dell'anno senza concentrare tutti gli arrivi in una manciata di giorni. Il percorso è a buon punto, ma l'altopiano resta un riferimento anche per la scampagnata di un giorno. Abbiamo visto inizialmente un turismo un po' più mordi e fuggi, ma questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Adesso speriamo di poter vivere di presenze negli alberghi, nelle seconde case e in tutte le strutture ricettive, perché chi si ferma è colui che poi spende anche qualcosa in più in giro per i negozi, in giro per i bar e nei ristoranti. Quindi vi aspettiamo numerosi qui ad Agaglio e qui sull'altopiano. E così spazio ai turisti anche e soprattutto a settembre, ottobre, nei mesi in cui la montagna può dare il meglio. Anche noi insieme con il Comune di Asiago abbiamo già delle manifestazioni importanti programmate proprio per garantire servizi, garantire qualcosa in più al turista che magari sceglie settembre e non agosto nella massa, sceglie settembre per vivere un po' meglio, respirare un po' meglio l'altopiano, muoversi meglio tra Gaglio, Asiago e in tutto l'altopiano. Intanto è grande l'attesa a Gaglio per il nuovo spettacolo pirotecnico in programma lunedì sera dal trampolino del salto con gli sci. E sull'altopiano di Asiago, per garantire la sicurezza ai turisti in vacanza, arrivano i carabinieri a cavallo. Tornano i carabinieri a cavallo nell'altopiano dei 7 comuni. Con l'arrivo dell'estate sono stati nuovamente predisposti dall'Arma servizi con militari a cavallo. Gli esemplari equini utilizzati sono provenienti dal reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, centro di eccellenza per la selezione, l'allevamento e l'addestramento specifico per compiti di vigilanza e rappresentanza. Tra le varie razze sono state scelte cavalcature maremmane particolarmente adatte al pattugliamento in aree naturali, dove sono richieste peculiari capacità tanto all'animale quanto al cavaliere. Ed ora torniamo a parlare della vicenda della intimidazione, attentato ai danni del giornalista Ario Gervasutti, ora caporedattore del Gazzettino, che commenta l'esito delle indagini della direzione distrettuale antimafia, che ha individuato nell'ex senatore espulso dalla Lega Alberto Filippi il mandante dell'agguato contro la sua famiglia, che si era verificato il 16 luglio del 2018. Quella notte furono esplosi 5 colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione del giornalista. Sentiamo. È venuto fuori sostanzialmente che Filippi avrebbe pagato un sicario dell''ndrangheta per fare una serie di attentati, di azioni dimostrative, di minacce, insomma di azioni contro persone che evidentemente gli stavano sullo stomaco. Il 16 luglio 2018 la casa del giornalista, oggi caporedattore del Gazzettino, fu bersagliata con 5 colpi di pistola. I proiettili finirono nella stanza del figlio, allora ventenne. Non fu un tentativo di rapina. Oggi, a distanza di 5 anni dall'accaduto, quell'agguato avrebbe un mandante, l'ex senatore della Lega, il vicentino Alberto Filippi. Lui lamentava che il giornale non dava sufficiente spazio alla sua versione dei fatti rispetto a una polemica locale, un contenzioso sul cambio di destinazione d'uso di un terreno di sua proprietà su cui doveva sorgere, non ricordo bene se un centro direzionale, un centro commerciale. Gervasutti allora al Giornale di Vicenza fece pubblicare un secondo articolo con la versione dell'ex senatore, eppure mai ebbe il minimo sospetto che i 2 episodi potessero essere collegati. Avrò parlato con lui 3-4 volte, avrò telefonate altrettante, telefonate sue, a me altrettante, ma stiamo parlando del 2010. Poi dalla fine del 2010 più o meno io non l'ho mai visto né sentito. L'avviso di conclusione delle indagini a Gervasutti arriva il 23 giugno, quando la direzione distrettuale antimafia comunica i nomi dei 43 indagati nell'inchiesta sulle infiltrazioni in Veneto dell''ndrangheta calabrese. Come la fa sentire adesso il fatto che ci sia un nome, no? Un volto legato a quel gesto? Sono basito rispetto al fatto che il mandante sarebbe questo un imprenditore peraltro di successo, cioè non un disperato con l'azienda sotto scacco della criminalità organizzata, un imprenditore di successo, un ex parlamentare, una persona laureata, un veneto che entra in contatto e che
diciamo, coabita con una cosca dell''ndrangheta, francamente è qualcosa di inimmaginabile, ancor più inimmaginabile rispetto alle motivazioni che starebbero dietro a questa azione. E noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Do il benvenuto e saluto il nostro primo ospite di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Buona giornata al dottor Giuseppe Losego di Farmacie Unite, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Treviso. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Allora, mentre tanti stanno partendo, sono partiti per le vacanze, tante attività chiudono, le farmacie aprono e quest'anno avete voluto lanciare proprio una campagna con uno slogan: aperti per ferie, farmacisti al lavoro nelle città ma anche nelle località di vacanza che si stanno riempiendo sempre più in vista del Ferragosto. Sì, effettivamente è vero, è stata un'iniziativa del sindacato dei farmacisti, titolari di farmacie, di Farmacie Unite, un'iniziativa simpatica che però ha anche un grosso significato. In particolare, in questo momento in cui la sanità, anche la sanità veneta, è particolarmente in difficoltà per mancanza di organico di personale, per mancanza di medici, con tutte le problematiche appunto per riuscire a dare il servizio, la farmacia sta dando un segnale di grande presenza sul territorio. Anche noi siamo in difficoltà nel reperire personale, però tutte le 280 farmacie della provincia di Treviso, che noi coordiniamo come ordine, assicurano una presenza continua. Anzi, le dirò di più, molte farmacie che prima facevano magari dei periodi di ferie, nel periodo di agosto, luglio-agosto, hanno rinunciato o rinunciano a queste ferie proprio per poter dare un servizio alla popolazione, rendendoci conto delle difficoltà che ci sono oggi per l'accesso alla sanità. Ecco, quindi diciamo sicuramente lei ha già in parte delineato, no, quello che è il quadro, per cui come è cambiato, dottor Losego, il ruolo del farmacista dopo il periodo molto difficile del Covid? Sì, c'è stato un grosso cambiamento, in quei momenti ci siamo resi perfettamente conto di quanto importante fosse la figura del farmacista sul territorio, e non lo dico io come presidente di ordine, ma è stato riconosciuto a livello veramente nazionale da tutti l'importanza che ha avuto in quei drammatici momenti, in quei drammatici periodi, la presenza della farmacia aperta 24 ore su 24, in un momento in cui gli unici accessi possibili alla popolazione erano la farmacia, l'edicola, il tabacchino e il supermercato. Lì ci siamo resi conto di essere indispensabili e ci siamo rafforzati ancora di più nell'opinione di dare il servizio che diamo alla popolazione. Ecco, dottor Losego, ne stiamo parlando già da diversi mesi, lei accennava ai problemi della sanità, che sono problemi che riguardano peraltro per alcuni aspetti non solo la nostra regione ma l'intero paese. Uno di questi vi tocca davvero da vicino, perché è quello relativo alla carenza di farmaci. È da quest'inverno, no, che si è evidenziato come alcuni medicinali siano sempre più difficili da reperire. Ad oggi la situazione com'è? Sì, la situazione è gradualmente migliorata. Diciamo che adesso, oggi come oggi, grossi problemi non ce ne sono più. Abbiamo passato dei bruttissimi periodi, sono 2 anni che noi combattiamo con questa difficoltà di reperire i farmaci, legata a molteplici motivi, legata
purtroppo agli eventi internazionali, alla guerra, alle materie prime che non arrivano dai paesi coinvolti nel conflitto, da speculazioni delle grandi industrie internazionali che preferiscono vendere i propri farmaci su mercati più convenienti dei mercati europei. Tutto questo insieme di cose ha portato a delle difficoltà grosse che la popolazione si è resa conto e per la quale però anche lì il farmacista ha dovuto industriarsi ed inventarsi un ruolo nuovo, o meglio, il ruolo di risolutore di questo problema, facendo cosa? Cercando di reperire in collaborazione con i medici dei similari, di concordare con il medico di base e trovare delle altre soluzioni per arrivare poi addirittura a preparare, come parecchie farmacie della provincia di Treviso hanno fatto, per preparare in proprio il galenico, il farmaco di preparazione, il famoso ibuprofene che non si trovava più in commercio, veniva e viene tutt'oggi preparato dalle farmacie in maniera estemporanea. Questo è stato un altro segnale importante di essere al fianco della popolazione per risolvere i problemi che quotidianamente si vengono a presentare. Ecco, ci sono anche dei farmaci magari più specifici, diciamo, per patologie particolari che si faticano a trovare, dottor Losico, e che quindi magari stanno creando anche una certa apprensione tra i pazienti che devono assumerli? Sì, c'è stato un periodo, e ancora oggi lo è un po', c'è stata la carenza di un farmaco, faccio il nome commerciale perché tanto cambia poco, lo Ozempic, che è un farmaco destinato ai pazienti diabetici. Questo farmaco è andato in grossa difficoltà di reperimento ed è un farmaco indispensabile per i diabetici per il fatto che, come ho avuto modo di sottolineare in altre situazioni anche sulla stampa, sugli organi di stampa, veniva e viene usato per meccanismi di dimagrimento, diciamo a livello partito dall'America questa moda, per favorire un rapido dimagrimento, in quanto questa insulina, questa sostanza iniettata, provoca un'accelerazione del metabolismo e quindi in maniera totalmente deleteria per una persona sana porta ad un rapido dimagrimento. Naturalmente questa moda cosa ha fatto? Ha fatto partire la ricerca del farmaco nei modi più sconsiderati, specialmente all'estero, e ovviamente l'accaparramento da parte dei mercati stranieri del farmaco stesso, provocando una carenza del medicinale in Italia. Lì non c'era la possibilità di sostituirlo con nulla e sono stati momenti di grossa difficoltà. Fortunatamente la severità dei farmacisti, il controllo degli ordini, la collaborazione con tutti gli enti preposti alla tutela della salute hanno portato ovviamente tutte le farmacie italiane a non dispensare minimamente questo farmaco per gli scopi aleatori di dimagrimento, ma di selezionare e controllare le vendite in maniera, come sempre è stato fatto, in maniera severa, riuscendo a tenere in Italia il problema completamente distante da questo abuso dell'uso del farmaco. Ecco, lo ricordiamo, un abuso che soprattutto può essere pericoloso per la salute, giustamente come lei sottolineava chiaramente. Ecco, dottor Losico, per alleggerire un po', diciamo, siamo in un periodo di vacanza, in tanti sono già partiti o stanno partendo in queste ore per le ferie. Quali sono le domande che vi fanno più frequentemente le persone che in queste giornate vengono in farmacia e quali le cose che si acquistano per la maggiore, magari per partire tranquilli? Sì, allora mi fa piacere la domanda che lei mi pone e vorrei fare una piccola premessa anche per dare lustro alla provincia di Treviso, in quanto se oggi un turista parte e va in vacanza in qualsiasi regione d'Italia e in quella regione dovesse aver bisogno di un medicinale, con la semplice tessera sanitaria, se il medico in città a Treviso gli ha prescritto il farmaco online, che uno sia in Sicilia, che sia in Sardegna, che sia a Roma, Napoli, da qualsiasi parte, entra col tesserino sanitario e in tempo reale
la ricetta scritta dal medico arriva al farmacista che consegna il farmaco al paziente. Questa è una cosa importantissima perché naturalmente permette al paziente di essere seguito nel suo percorso anche nei periodi di vacanza in maniera totale. Dicevo che è un piccolo orgoglio di Treviso perché noi siamo stati la provincia sperimentatrice 10 anni fa di questo grossissimo successo, di questa grande impresa che ha portato la tecnologia al servizio del paziente, ed è stata una cosa molto molto importante che ha visto Treviso sugli scudi e portare a compimento questa grande e grossa innovazione. Quindi un motivo di orgoglio, insomma, anche per i farmacisti trevigiani, no? Sicuramente, i farmacisti in collaborazione con l'ASL abbiamo fatto 10 anni fa un lavoro molto molto importante che ha portato a questo successo nazionale, perché poi tutte le regioni italiane si sono uniformate e tutta l'Italia adesso funziona con questo meraviglioso sistema della ricetta cosiddetta dematerializzata. Invece per quanto riguarda i kit da portarsi in vacanza, effettivamente devo confessarle che tutte le farmacie sono un po' attrezzate, preparate a dare le soluzioni in base ai paesi che vengono visitati. So di farmacie addirittura molto brave che hanno organizzato anche dei piccoli kit portati a seconda dei posti dove uno va. Ecco, diciamo che tolta la medicazione, cerotti eccetera, che insomma si presume si trovino un po' dappertutto, i farmaci più importanti da portarsi appresso sono sicuramente, se si va nei paesi caldi, fermenti lattici e sostanze che possano bloccare problemi di dissenteria tipo Imodium, queste cose qua che possano aiutare in caso di dissenteria. Portarsi sempre appresso, faccio sempre i nomi commerciali, perdonatemi, ma così si capisce anche meglio, portarsi appresso della semplice tachipirina che fa da funzione di antifebbrile, che fa da funzione di antidolorifico, un ibuprofene come antidolorifico, un piccolo collirio, un qualcosina se uno va al mare per le gocce, delle piccole gocce, un po' di gocce disinfettanti in caso di dolori, immergendosi in acqua, eccetera. Io credo che con 4-5 accorgimenti, anche in base a dove la persona va, e lì il farmacista è pronto a dare tutte le indicazioni necessarie, con poco si parte con dei farmaci o acquistati in farmacia o che magari si hanno già in casa e si è al sicuro nei posti dove si va. Ecco, dottor Losego, per quanto riguarda i bimbi e per quanto riguarda, si parla molto in questi ultimi giorni di punture di zanzare, ci sono i primi casi di West Nile, di dengue, che cosa consiglia? Sì, effettivamente è un argomento da non sottovalutare. Non parliamo neanche dei paesi naturalmente africani, subafricani, subequatoriali, per cui bisogna stare molto molto attenti. Parliamo anche solo delle zanzare da noi, delle zanzare in Italia, nei paesi mediterranei. Le zanzare purtroppo si sono dimostrate diffusori di patologie ancora difficilmente inquadrabili. Citava lei prima il problema della Nile. Ecco, una sana prevenzione, una prevenzione con una buona soluzione contro le zanzare e contro le zecche per chi va in montagna, sicuramente con un minimo di attenzione. Basta anche lì, nel caso di chi va in montagna, prendere dei preparati in farmacia che sono particolarmente concentrati, spruzzarli per esempio anche sopra i calzini, scarponi, calzini, imbibire bene i calzini in modo da tenere distanti le zecche, e lo stesso per quanto si vada nei paesi al mare, in campagna, eccetera. Usare per gli adulti degli ottimi antizanzara che si trovano con facilità in farmacia, oppure per i bambini dei prodotti naturali che hanno dato e danno degli ottimi risultati e che possono essere usati nei bambini con massima tranquillità perché non hanno nessuna tossicità e che danno degli ottimi risultati per quanto riguarda proprio
allontanamento delle zanzare stesse, delle piccole mosche, che purtroppo delle quali i bambini sono facilmente aggredibili. Grazie dottor Losego, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo dunque l'iniziativa di Farmacie Unite, aperti per ferie, perché i farmacisti non vanno in vacanza, o almeno insomma non tutti, e comunque qualcuno disponibile per soddisfare quelle che sono le nostre necessità lo si trova sempre. Grazie al dottor Giuseppe Losego, Farmacie Unite, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Treviso. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Grazie mille. A proposito di Ferragosto, allora noi continuiamo parlando dei controlli che stanno mettendo in atto le forze dell'ordine su quelle che sono appunto le strade delle città e verso le località di vacanza. A Treviso in particolare la polizia locale ha predisposto un potenziamento con unità cinofila e drug test, ma il comandante Andrea Gallo è intervenuto in queste ore anche sulle polemiche di questi giorni legate agli autovelox. Sentiamo. Etilometri, drug test, unità cinofile, pronto il piano di controlli sulle strade per il Ferragosto trevigiano, ad annunciarlo il comandante della polizia locale Andrea Gallo, un servizio predisposto su disposizione del Ministero dell'Interno per tutte le forze dell'ordine. Polizia locale impegnata dall'inizio dell'estate anche nei cosiddetti pattuglioni, servizi di controllo che iniziano alle 23 e finiscono alle 5 del mattino. Voglio anche ricordare che i controlli sulla velocità non avvengono solo su superstrade, autostrade o strade extraurbane come la tangenziale ad esempio di Treviso, ma spesso sono gli stessi residenti che chiedono al comando di polizia locale di effettuare dei controlli mirati sulla velocità attraverso il telelaser, quindi attraverso sistemi che sono cosiddetti mobili, perché spesso ci sono veicoli che su strade residenziali dove circolano anziani, bambini e quindi utenti cosiddetti deboli o vulnerabili sfrecciano non rispettando quelli che sono i limiti di 50 km/h. E tra le richieste che il comando trevigiano riceve proprio dai cittadini ci sono anche quelle di installare dissuasori di velocità o autovelox, proprio come quelli contro cui si sta scatenando in queste ore nel Padovano una vera e propria disobbedienza civile. Non dobbiamo dimenticare che la velocità, secondo i dati Istat del 2022, è la terza causa degli incidenti stradali che creano spesso feriti e morti sulle strade. E sulla polemica, se servano o meno a fare cassa ai comuni, il comandante ricorda che i proventi delle multe degli autovelox devono avere una precisa destinazione. Perché il codice della strada vincola il 100% di tutte le sanzioni che vengono pagate e introitate dai comuni per destinazioni ben precise, che possono essere il miglioramento delle strade, il miglioramento della segnaletica, il miglioramento di buone pratiche, come ad esempio il fare e sviluppare progetti all'interno delle scuole, quindi anche in fase di educazione stradale. E controlli anche nel Padovano sul traffico, ma anche sui colli per prevenire gli incendi boschivi. Noi abbiamo previsto una serie di servizi per questo ponte di Ferragosto che si concentreranno in particolare nei parchi pubblici, nelle aree di svago, in particolare il Parco dei Colli Euganei, dove lavoreremo in stretta sinergia con i carabinieri forestali, soprattutto per prevenire il fenomeno degli incendi boschivi, sugli argini dei fiumi, in particolare sull'argine del fiume Brenta, e svolgeremo insieme anche a tutte le parti speciali, al NIS, al NIL e al NAST, dei controlli sulle attività commerciali, in particolare sui luoghi di svago. Questa è la mappa dei controlli che i carabinieri hanno disposto per questi giorni ferragostani in provincia di Padova. Sicurezza ambientale e sicurezza stradale al primo posto. In prossimità di questi locali di intrattenimento si svolgono, così come noi abbiamo preventivato, una serie di servizi mirati al controllo della circolazione stradale, soprattutto per impedire gli eccessi dovuti all'alcol, alla droga, e quindi abbiamo previsto una serie di controlli con etilometro, con precursori, proprio per impedire insomma, che le persone possano fare male a se stessi e anche agli altri. Molta l'attenzione che i militari dell'Arma pongono anche all'ambiente e alla sua sicurezza. Attenzione specialmente ai roghi anche sui Colli Euganei. Insieme alle organizzazioni territoriali, la compagnia di Abano Terme, stiamo organizzando
dei servizi coordinati che vigileranno proprio sul comportamento del cittadino che per motivi ricreativi vuole trascorrere delle ore all'aria aperta e spesso Passo Fiorine a ciò si presta molto bene. E restiamo a Padova, andiamo in Prato della Valle, ci si sta preparando alla notte con i fuochi di Ferragosto per domani, ma il neonato comitato Pro Prato della Valle chiede una maggiore valorizzazione dell'area da parte del Comune. Ci colleghiamo quindi con Francesco Ratai, che è appunto con i rappresentanti del comitato. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno da Prato della Valle. Fervono i preparativi per il Ferragosto con la festa, la tradizionale festa che torna appunto nella piazza, nella più importante piazza cittadina. Con me c'è Sebastiano Arcolacci, che è presidente di una neonata associazione Pro Prato della Valle, si chiama proprio così. Siamo qua con lui, un'associazione nata dall'idea di cittadini e commercianti per rivitalizzare quello che è un punto importante della città del Santo, un punto importante per i turisti ma anche per i padovani. Quali sono le vostre proposte, Arcolacci? Beh, noi abbiamo anche incontrato di recente l'amministrazione comunale con i 3 assessori che più si occupano di Prato della Valle, il vice sindaco Michalizzi, Antonio Bressa e Andrea Colasio, ma abbiamo incontrato anche altri, perché intendiamo promuovere la rivitalizzazione e la valorizzazione di una delle più grandi e più belle piazze d'Europa, che secondo noi è stata negli anni un po' trascurata e che ora bisogna mettere mano. Come? Con alcune iniziative che naturalmente devono coinvolgere gli imprenditori commerciali della zona e devono portare qui molti cittadini, non solo della città ma anche della provincia. Noi abbiamo, dicevo, un tesoro, un gioiello, un po' come una Ferrari, che però la tiene in garage. Questo comune ha una Ferrari Testarossa e la tiene in garage, perché, viva Dio, a parte oggi e domani, oggi i preparativi, domani la festa, a parte il mercato, a parte alcune altre iniziative, questa piazza, se venite di giorno, è un deserto assoluto. Noi per esempio abbiamo pensato che una delle cose da fare è togliere questo maledetto asfalto che in questo momento segnerà 55 gradi, per cui questo porta ondate di calore e certamente non aiuta le persone a frequentarlo. Quindi abbiamo pensato che nei 4 spicchi di Prato della Valle, ad esempio, ci siano delle macchie, ad esempio anche macchie mediterranee, in cui si abbatte il senso di calore e si abbellisce anche la piazza. Togliere questo manto di asfalto, dopo per esempio metterci un punto di informazioni turistiche, i cittadini, i turisti arrivano dal Santo, altro gioiello di Padova, un po' trascurato, e poi sbucano in questa piazza e molti chiedono che piazza è, come si chiama. Non ci sono gli adeguati segnali turistici e soprattutto non invogliano appunto i moltissimi fedeli del Santo a visitare questa piazza, a conoscere per esempio le 89 statue bellissime e storiche che ci sono in questa meravigliosa piazza. E riteniamo che bisogna ad esempio organizzare in questo periodo d'agosto, sarebbe stato splendido organizzare che ne so, dei tornei di calcetto o di paddle. Noi abbiamo una superficie che contiene almeno 10 campi di calcetto e altrettanti campi di padel, non si capisce perché in tutta Italia ci sono delle manifestazioni che fanno venire i cittadini anche a passare delle ore piacevoli, magari pomeriggio, anche la sera, anche la notte, fino a una certa ora, invece qui è tutto deserto. Cioè non si comprende l'importanza, la valorizzazione di un bene culturale qual è Prato della Valle, la vera e propria agorà di Padova, dove i cittadini si incontrano, parlano, discutono, si confrontano e invece, come si può vedere, è un po' trascurata e questo ci fa male. Ecco, ci duole vedere questa bellissima platea che è Prato della Valle, che è per lo più sconosciuta non solo ai turisti, ma spesso anche non frequentata dai cittadini padovani. Abbiamo numerose altre proposte che naturalmente abbiamo fatto all'amministrazione comunale. Il 21 giugno ci siamo incontrati, attendiamo ora
che il Comune si impegni sul Prato della Valle. Ad esempio non c'è un euro per Prato della Valle. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana e per Prato della Valle neanche un euro. Abbiamo chiesto che ci sia almeno un capitolo di spesa di 500.000 euro perché si comincia a mettere mano a questa meravigliosa piazza. Ecco, certo, questo è molto chiaro il messaggio che il Comitato vuole dare. Non so se c'è qualche commerciante che vuole intervenire per raccontare cosa gli dicono anche i turisti che voi quotidianamente vedete e frequentate. I turisti arrivano qua, sì, sono un po' spaesati, lo capisci, scambiano quella per il Sant'Antonio, chiedono informazioni a noi per andare in centro, per tutto. Sì, apprezzano la grandezza, però appunto è poco vissuta, gli danno poca possibilità di vivere perché è tanto spazio inutilizzato. Ecco, molto chiaro il concetto, quindi più informazione, più coinvolgimento di cittadini e turisti. Dallo splendido Prato della Valle io adesso restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai per questo collegamento. Noi restiamo nel Padovano per parlare ancora del caos multe a Cadoneghe. Il caso del piccolo comune padovano è ormai diventato nazionale. Per placare gli animi il sindaco ha scritto un post distensivo su Facebook, ma intanto i multati hanno annunciato per giovedì prossimo davanti alla prefettura un presidio. Sentiamo. Cari concittadini, il post è di quelli distensivi. Il sindaco Marco Schiesaro, finito nella bufera per gli autovelox dei record, oltre 24.000 le multe staccate in poco più di un mese, ma il numero potrebbe salire fino a 40.000, cerca il dialogo con i suoi cittadini. Non ho intenzione di girarmi dall'altra parte, affronterò questo problema come sempre e farò tutto quello che è nelle mie possibilità, scrive il primo cittadino, sottolineando che quanto accaduto ha ormai raggiunto dimensioni che non avrebbe voluto né che ha in alcun modo cercato di provocare. I multati intanto procedono compatti e dopo aver incontrato l'associazione Maggior Tutela, aver affidato le deleghe per portare un esposto in procura, annunciano un sit-in per giovedì davanti alla prefettura. Diverse le reazioni al post del sindaco, i commenti sono i più disparati. C'è chi scrive bravo sindaco non mollare, chi si scaglia contro i cittadini che prima denunciano strade pericolose chiedendo velox e poi si lamentano se prendono delle multe. Chi addirittura chiede di annullare anche le multe prese in precedenza. Il limite dei 50, sottolinea più di qualcuno, c'è dal 2010. Intanto l'associazione Maggiore Tutela, guidata dal bellunese ex poliziotto Gian Antonio Sottile, dopo aver condannato i danni inflitti ai dispositivi mercoledì notte, ha fatto richiesta di accesso agli atti per avere i dati dell'incidentalità di quel tratto di strada. E io le posso assicurare che dalle verifiche che abbiamo fatto sul posto, con le misurazioni che abbiamo preso, le fotografie che daremo al giudice, al tribunale, non c'è un cartello a norma in quel paese, non c'è un cartello messo a norma di codice della strada. Le multe staccate dal velox dagli automobilisti che stanno scegliendo di non pagare, assicura Sottile, sono tutte superiori non più di 10 km all'ora al limite dei 70. Tra i velox incriminati, secondo il presidente dell'associazione, c'è anche quello lungo la statale 53 a Cittadella. Cittadella, ad esempio, sulla strada statale 53, lì è un disastro, ce n'è uno particolarmente al chilometro 21, proprio sotto il comune di Cittadella, nascosto da un cavalcavia. Una ragazza a lavorare ha preso 5 multe in 5 giorni. È assodato che serve. Ci sono persone che corrono troppo e non va bene, però non bisogna avere l'alibi della sicurezza stradale per portare soldi ai comuni. Questo è il problema. Ecco, allora torneremo naturalmente nel corso delle edizioni serali a parlare di questo caso di Cadoneghe degli autovelox. Ora torniamo a parlare del Ferragosto e del turismo. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Grazie. So che per lei era una giornata un po' difficile quella di oggi, per cui saremo veloci e la ringrazio ancora per aver trovato questi minuti per essere con noi. Innanzitutto cerchiamo di tracciare un po' un quadro di quella che è la situazione nella nostra regione a questa vigilia di Ferragosto. Abbiamo gli alberghi, abbiamo i campeggi, abbiamo le tante strutture ricettive. Che panorama possiamo tracciare?
Mi consenta una premessa innanzitutto, che a agosto è notorio che i media hanno ben poco materiale sul quale lavorare, per cui vengono fuori le notizie più disparate. Tutta la polemica che è stata montata per esempio sul caro prezzi, io rispondo per la regione del Veneto, non rispondo per altre regioni meno diciamo evolute sotto il profilo del turismo. Quindi non chiedetemi se da altre parti c'è un più 30% di prezzi e cose. Io vi rispondo per il Veneto. Il Veneto è fatto da imprenditori maturi che hanno capito perfettamente che l'anno scorso è stato un anno eccezionale, mentre in qualche altra regione l'hanno pensato come un nuovo inizio di boom, eccetera. E cosa volevo dire? Nel Veneto la raccomandazione che hanno fatto tutte le associazioni appartenenti alla mia confederazione è stata quella di moderare l'aumento dei prezzi parametrandolo all'inflazione, detto in soldoni, più 5, più 10% rispetto ai prezzi dell'anno scorso. E questo mi sento di dire che è stato sposato dalla quasi totalità degli imprenditori del Veneto, sia al mare che in montagna, nelle città d'arte, eccetera. Se qualcuno, facendo male i conti, ha fatto come hanno fatto altre regioni, in cui ha fatto più 30% dei prezzi, siccome il mercato è sovrano, sono stati bastonati. Allora, la media del Veneto si assesserà con questo più 5, più 10% di aumento dei prezzi a livelli questa sarà una stagione sicuramente inferiore a quella dell'anno scorso, ma quella dell'anno scorso l'abbiamo dichiarato subito, è stata una stagione eccezionale. La gente veniva da 2 anni chiusi in casa, avendo risparmiato, rimanendo chiusi in casa, un po' di soldi, per cui l'anno scorso abbiamo fatto il sold out ovunque. Quest'anno, guerra in Ucraina, come si chiama? Inflazione, caro carburanti, questo e quello sulle famiglie pesa, e pesa non poco. Gli italiani non hanno più la capacità di spesa che avevano, l'anno scorso è stato, ripeto, eccezionale, ma negli anni normali, e quindi chiaramente molta gente non è andata in vacanza. Secondo dato fondamentale, è stata una stagione oscena sotto il profilo del tempo. Abbiamo avuto un maggio da cappotto in spiaggia, un giugno che è andato come è andato, luglio non ne parliamo nemmeno, grandi di cose eccetera, e anche la prima settimana di agosto. Io l'altro ieri ero in montagna e sulle Dolomiti si andava a 2, non meno 2, a 2 gradi la notte. Quindi è ovvio che una stagione con l'impatto del brutto tempo come questa mi conforta moltissimo il fatto che riusciremo a chiudere a un meno 5, meno 10 solo, perché è una stagione da meno 10 secco in un anno assolutamente normale. Quindi significa che il Veneto è stato premiato, contrariamente ad altre regioni, per una questione di rapporto qualità-prezzo, perché ormai tutti hanno capito che al netto degli sconti che ci possono essere, last minute, cose eccetera, prendetevi l'esempio di Ryanair, prenotate 6 mesi prima, ve li vendono sotto costo i biglietti a 30 euro, prenotate sotto data e vi costa di più che una compagnia di bandiera. Quindi al netto di tutto io sono soddisfatto. Non riponevamo grandi speranze in questa stagione. In più è stata tormentata dal cattivo tempo, poi tutte le considerazioni economiche che abbiamo fatto prima. Io tutto sommato sono soddisfatto di come si sta svolgendo la cosa. Certo, se si stabilizzasse finalmente il bel tempo fino a tutto settembre, si potrebbe recuperare non poco anche. Ecco, dividendo in macro zone e poi la lascio andare perché so che ha poco tempo. Chi va meglio e chi va peggio? Insomma, mare, montagna, lago, città d'arte? Direi che spiccano in questa cosa, mi fa molto piacere, le città d'arte che hanno ripreso su volumi interessanti. Sono tanti turisti che si recano a Padova, Vicenza, Verona, tanti turisti hanno ripreso i voli, gli americani, perché adesso capiamoci, chi farà festa quest'anno sono gli albergatori di Roma, di Firenze e di Venezia, perché sono tornati massicciamente gli americani. Queste sono città che viaggiano mediamente fra le 3 a un 40% di clientela americana. Lei capisce che se vengono a mancare è una cosa pesante. Quest'anno sono tornati in massa, ma veramente in massa, per cui queste 3 città
chiuderanno sui numeri dell'anno scorso, se non addirittura di più. Poi le terme, sono contentissimo perché finalmente hanno ripreso, passato il Covid, passate queste cose, hanno ripreso, ma direi con sprint, anche con una certa importante recupero. Le città d'arte ho detto, la montagna e il mare condizionati ovviamente dal brutto tempo, perché se il cielo è coperto voi Padova ve la gustate lo stesso, ma se il cielo è coperto mare e montagna è una cosa un po' diversa. Sono soddisfatto della tenuta sostanziale del nostro mare rispetto a qualunque altro come si dice, collega concorrente italiano. Il parametro lo faccio ovviamente sull'Italia, poi mi consentirà una battuta sull'Albania. E cosa volevo dire? La montagna lo stesso ha fatto benissimo fino a luglio, poi ragazzi quando ci sono 2 gradi di notte lei capisce che la gente quindi l'agosto si presenta un po' così, però ripeto, ero su, rientrando c'erano 24-25 gradi perché basta un giorno di sole in montagna per salvarti, per alzare le temperature eccetera, quindi io confido che faranno un buon agosto, poi alla fine tolti i primi 10 giorni, un buon agosto, un buon settembre. Ecco, la battuta sull'Albania, allora, ne stiamo leggendo molte, no? in queste settimane, la Croazia che ha alzato i prezzi, si era detto, no? Turisti in fuga dalla Croazia, l'Albania ora diventa la nuova Croazia perché i prezzi non sono ancora insomma, più bassi. Che cosa ci dice su questo? C'è il detto togliersi il sassolino dalla scarpa, io mi tolgo un masegno dalla scarpa con questa cosa, perché 15 anni fa, quando c'era il terrore della Croazia, che gli albergatori organizzavano spedizioni per andare in Croazia a vedere la situazione e capire il potenziale nemico che ci avrebbe distrutto, io sono uscito sulla stampa dicendo: signori, la Croazia è un paese che entra in CE fra 2 anni, fra 10 anni, 12 anni entrerà nella zona euro, e come si è puntualmente verificato in qualunque punto dove è arrivato l'euro, i prezzi si sono livellati a livello della Germania. Questo è il discorso da noi per primi. Ecco, la Croazia quest'anno fa stupore che la Croazia abbia alzato i prezzi. La Croazia semplicemente si è portata a livello nostro, mi consenta di dire, non con la qualità dei servizi nostra, per cui è finita la migrazione per andare a mangiarsi il cabaret di Scampi. I veneti che mi ascoltano sanno bene tutti a cosa mi riferisco, il cabaret di Scampi grande così a 20 euro. Ecco, è finita. Adesso in Croazia trovi gli scampi, quelli congelati dell'Atlantico, che ti vengono spacciati per buoni o ti vengono venduti correttamente dicendo che sono congelati, ma non è più ovviamente la Croazia come da previsione, sto paradiso terrestre del pochi skei e tanta resa. L'Albania è nella stessa identica situazione, l'Albania è candidata a entrare nell'Unione Europea. Allora, cominciate a capire che quando si entra in Unione Europea saltano tutti i parametri dei paesi afferenti, diciamo, non voglio dire terzo mondo perché non è corretto, dei paesi afferenti, vengono sconvolti tutti i parametri perché subentrano i regolamenti europei. Allora, misure antincendio, misure di qua, di là, di su, di giù, costruire gli alberghi, le case, gli isolamenti, costa infinitamente di più. E quindi conseguentemente i prezzi si alzano. Poi, quando entrerà l'Albania nella UE, nell'euro, farà la stessa cosa che ha fatto la Croazia. Arriverà ad avere prezzi come i nostri, se non più cari dei nostri. Esatto, ecco. Perché... Sì, no, era andata via, si era bloccato un attimo il collegamento. Abbiamo sentito finirà, insomma, per arrivare ad avere prezzi come i nostri, se non di più. Glielo dico con contezza di causa perché 10 anni fa sono stato invitato dal governo albanese, fra parentesi ho trovato gente molto preparata anche a livello di dirigenti dei vari dipartimenti e dei ministeri, gente che ha le idee molto chiare, sa di avere una bellissima terra che però è mal infrastrutturata, e uso un eufemismo. Quindi bisogna lavorare sulle infrastrutture, sugli aeroporti, su questo, su quello, perché in Albania non è che ci vai in macchina, credo che siano un paio di migliaia di chilometri su strade non propriamente da attraversare Slovenia, Croazia, eccetera. Devi arrivarci in aereo, quindi ci vogliono gli aeroporti, ci vogliono i collegamenti dagli aeroporti alle località turistiche, serve gli alberghi, raderli letteralmente al suolo e ricostruirli, perché chiaramente quelli delle Raoja sono quello che sono.
Ci sono spiagge intere, io sono andato su una spiaggia meravigliosa, mi ci hanno portato, che lei si immagina una spiaggia tipo Jesolo, Bibione e Caorle, dove ogni 15 metri c'era un bunker che era stato fatto in epoca di guerra fredda per contrastare l'eventuale sbarco degli americani. Ecco, solo andare a demolire queste cose, tutte queste infrastrutture, queste cose, ragazzi, passeranno anni. Il fatto che tanti italiani stiano andando giù, vediamo i numeri, voglio dire, in questo momento io non credo che in Albania ci siano metà degli italiani che sono a Caorle, Jesolo, Bibione. I numeri sono ancora piccoli di quel paese. Io mi auguro che per il bene che voglio dire al popolo albanese, che si tirino fuori, che riescano a costruire cose belle, eccetera. Dopodiché, per quel che riguarda il discorso dei prezzi, vale quanto ho detto prima. Mi preoccupano molto di più, mi preoccupano molto di più i paesi a costi stabilmente 1/10 dei nostri. Spiego meglio: lo stipendio di un albanese prima o poi diventerà lo stipendio di un italiano, sarà fra 5 anni, sarà fra 10, sarà fra 15, ma è destinato a. L'Egitto non è destinato così, per esempio la Tunisia non è destinata così, e quindi lì capisce che a costo di costruzione 1/10 dei nostri, parlo dell'Egitto, 1/10 dei nostri, per cui una camera d'albergo intera con bagno costa come da noi un bagno, voglio dire, anzi no, meno ancora, e col personale che non arriva a prendere $80 al mese, di cosa parliamo? Ecco, quelli mi preoccupano come concorrenza. Infatti sono località che stanno ritornando dopo il periodo Covid, insomma, no? Nei quali si era rimasti più nei lidi di casa nostra. Queste mete stanno ritornando, no? ad attirare anche gli italiani, insomma. Bene, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, buon lavoro e buon Ferragosto naturalmente. Grazie, buon Ferragosto anche a tutti gli spettatori. Grazie, buon lavoro. Ecco, allora noi ora ritorniamo a parlare di cronaca, torniamo nel Trevigiano, a San Biagio di Callalta, dove si è verificato un episodio di vandalismo ai danni di un'attività commerciale sul quale stanno indagando i carabinieri. Si tratta di un negozio di ortofrutta che è stato imbrattato con olio motore. Vediamo. Ci hanno buttato dell'olio motore dappertutto, qua era tutto pieno, venendo giù c'era olio anche qua. Per la titolare di questo negozio di frutta e verdure in pieno centro a San Biagio di Callalta, a 2 passi dal municipio, è difficile parlare, la voce rotta dall'emozione, mentre le lacrime le rigano il viso. Solo stamattina ha saputo dell'atto vandalico ai danni della sua attività, messo a segno nella notte intorno alle 3:15. Ad avvertirle il gestore del bar di fronte, che ha recuperato le latte di olio motore gettate dalla responsabile nel suo bidone dei rifiuti. Così si presentava l'attività, le vetrine, le tende completamente imbrattate dal lubrificante. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività vicine. Si vede la persona che... Una persona? Che va a buttare via le bottiglie e poi viene inquadrato. Potrebbe dunque avere le ore contate il responsabile, che sarebbe una persona conosciuta. L'uomo avrebbe tentato di pulirsi prima di fuggire, come indica l'impronta di una mano lasciata su questo cartello. Intanto stamattina, anche con l'aiuto di diversi amici e colleghi, la titolare ha ripulito le vetrine del negozio, chiuso proprio da oggi per ferie, vacanze rovinate da questo episodio inquietante. Dovevamo partire per le vacanze. Facciamo 3 giorni. E furto, siamo sempre in provincia di Treviso, alla sagra di San Cipriano di Roncade, rubati 1.000 euro. È brutto venire al mattino e vedere che qualcuno è entrato dove tanti volontari hanno lavorato per tante ore gratuitamente e scoprire di essere stati derubati di poche monetine. È il gesto che fa male, perché si va a incidere dove ci sono volontari che stanno lavorando. Il blitz dei ladri la scorsa notte nello stand della Sagra dell'Assunta a San Cipriano di Roncade, con un piede di porco poi ritrovato nel giardino dell'oratorio, dove i malviventi hanno tentato di entrare per poi fuggire. Una volta scattato l'allarme hanno forzato questa porta e si sono diretti nel retro, dove sono allestite le cucine. Qui hanno rubato le monetine per un valore di 1.000 euro, un trapano abitatore e le chiavi che aprivano tutti i lucchetti della sagra.
per cui stamattina, anziché aprire perché la gente potesse venire, potesse accedere, abbiamo dovuto dedicare la mattinata intera a sostituire tutti i cilindretti e tutti i lucchetti. I malviventi non hanno invece prestato attenzione ai premi, alcuni anche di valore, della pesca di beneficenza. Una volta scoperto questa mattina il furto, sono stati avvertiti i carabinieri giunti sul posto per un sopralluogo. Gli organizzatori sono stati costretti a cancellare, come indicano questi cartelli, il programma della mattinata. Era solamente previsto per la gente il poter accedere alla pesca di beneficenza, mangiare la trippa, perché c'è la tradizione della trippa al mattino. Ecco, questo abbiamo sospeso questo proprio per dei rilievi. Un episodio che fa male, visto il lavoro dei volontari per allestire la storica sagra. Non guardano in faccia a niente, non hanno rispetto neanche per queste cose. Questo veramente ti lascia dentro un grande dispiacere, perché veramente la comunità si sta dando da fare. Insomma, qui dietro che lavorano ci sono 60-70 persone che ci mettono veramente tanto tempo a dedicare per questa finalità. Secondo il presidente della Proloco è stato un colpo messo a segno da professionisti. Qualcuno che è interessato a fare i giri delle sagre, perché in questo periodo sagre ce ne sono abbastanza in zona. Secondo me sono anche delle bande organizzate che sanno dove colpire. Da noi hanno forzato 4 porte. Da qui un messaggio agli organizzatori delle tante sagre in programma in questi giorni. Stiamo attenti, alziamo la guardia, perché effettivamente è pericoloso. Qualcosa però i ladri hanno lasciato prima di fuggire, ed è quello che dà ora ancora più forza per ripartire. Ci hanno lasciato 4 centesimi, ma comunque non importa, 4 centesimi per noi vuol dire tanto. Noi abbiamo voglia di ripartire, queste cose non ci fermano, non ci fermeranno. Il volontariato va oltre queste cose. Ed ora andiamo a Bassano del Grappa, ci colleghiamo con Alex Giuliano che ci testimonia il degrado sullo storico ponte, il Ponte Vecchio della città. Buongiorno Alex. Siamo sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa. Qualche giorno fa, proprio in una nostra diretta, avevamo esordito dicendo non c'è pace per il Ponte Vecchio, portando all'attenzione vostra e dei nostri telespettatori alcuni atti vandalici che avevano danneggiato la balaustra in legno del Ponte Vecchio. Ebbene, da non c'è pace per il Ponte Vecchio adesso bisogna cambiare e dire che la misura è oramai colma. Perché? Perché continuano a susseguirsi una serie di comportamenti incivili e, lo ripetiamo, di atti vandalici su quello che è un monumento nazionale, il monumento nazionale di Bassano del Grappa. Guardate, questa mattina cosa ci hanno segnalato? Sempre sulla balaustra in legno del Ponte Vecchio qualcuno ha pensato bene di incidere, di scavare il legno e deturpare in maniera così evidente, lo ripetiamo, quello che è un monumento che merita non solo cura, non solo attenzione, ma soprattutto rispetto. Che sia finita qui? Niente affatto, perché questo è stato un weekend davvero difficile per questo monumento, per questa pagina di storia vivente, perché è un ponte di legno, è un ponte che vive, è un ponte che respira. Il sabato 12 agosto è stata una giornata in cui sul Ponte Vecchio, il Ponte Vecchio è stato addirittura trasformato in una maxi rastrelliera per le biciclette che ricordiamo il cui transito è vietato sul ponte. Guardate le immagini che ci sono arrivate da un nostro telespettatore, immagini che parlano chiaro e che mettono in evidenza ancora una volta una mancanza di rispetto profonda per questo monumento, per questa parte di Bassano. Ma voi direte, è finita qui? Quindi un'incisione, un intaglio sul legno e delle biciclette accantonate, accatastate sul Ponte Vecchio? Niente affatto. Perché? Perché guardate cosa abbiamo trovato semplicemente passeggiando questa mattina sul ponte. Altri atti di inciviltà. Nelle crepe del legno qualcuno ha
più di qualcuno, perché quella che vi mostriamo insieme a Renzo Rigone è solo una delle tante situazioni che abbiamo riscontrato proprio sul ponte. Qualcuno ha pensato di incastrare nelle crepe del legno, come vi dicevamo, dei fazzoletti, dei Kleenex usati non solo, e anche, guardate, dei cucchiaini in plastica di qualche gelato, insomma, mangiato sul fresco del Ponte Vecchio. E tutto questo va ad aggiungersi a cosa? Alla situazione oramai stagnante di ragnatele sulla copertura in legno del monumento. Insomma, dicevamo non c'è pace per il Ponte Vecchio, dicevamo che la misura oramai è colma, tantissimi turisti questa mattina ci hanno segnalato proprio questo senso di abbandono, e allora noi chiudiamo il collegamento dicendo che il Ponte Vecchio è un patrimonio di tutti, ma è un patrimonio che, lo dice la parola stessa, patrimonio è un bene da tutelare. Ebbene, in questo caso forse più che un bene da tutelare, il Ponte Vecchio è un bene da salvare dall'inciviltà, salvare dall'incuria, salvare da chi evidentemente non è in grado di prendersene cura. Da Bassano del Grappa sul Ponte Vecchio è tutto, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano con la collaborazione tecnica di Renzo Rigone per questo collegamento. Noi siamo giunti al termine della prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo subito dopo il TG l'appuntamento con il film del pomeriggio su Antenna 3 con quest'oggi un grande classico, Le nevi del Kilimangiaro, film con la regia di Henry King ispirato al noto racconto di Ernest Hemingway con Gregory Peck, Ava Gardner e Susan Hayward. È tutto dunque per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Caldo e afa in aumento per la settimana di Ferragosto con bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 14. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo limpido e sgombro da nubi. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Le temperature saranno in ulteriore lieve locale aumento. Minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 30-34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà ancora il sole con contenuta diminuzione della probabilità di temporali rispetto al giorno precedente. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.